Lo skatepark più importante e attrezzato dalla Sardegna è a Sassari. Abbiamo incontrato due degli skater locali più promettenti e un rappresentante del CSI, ente che ne detiene la gestione. Gestire un impianto sportivo comunale significa, prima di tutto, una grandissima responsabilità, ce la siamo assunta con grande impegno. Riteniamo inoltre che Sassari possa esprimere a livello non soltanto regionale ma anche nazionale, perché no, un domani anche internazionale, delle capacità qualitative molto alte. Abbiamo ragazzi come Enrico Carta, come Luca Fulvio Imperatore, come Nicola Gaias che hanno e stanno dimostrando di avere tanta qualità da mettere in campo. Lo skatepark di Sassari è lo skatepark migliore che c'è in Sardegna obiettivamente, perché è abbastanza completo, ha diverse strutture che comunque di diverso genere possono comunque accontentare dallo skater principiante fino allo skater un pochettino più esperto. Ci sono diversi ragazzi che comunque sono delle buone promesse dello skateboarding a Sassari. Ci sono per esempio Nicola Gaias, che è molto bravo, si vede che comunque è un ragazzo che ha viaggiato sullo skate, ha skatato con ragazzi più grandi e ha subito le influenze di chi davvero spaccava la scena. What's the point of never making mistakes? Self-indulgence, such a hard habit to break. It's all just a waste of time in the end. Quando ancora non esisteva lo skatepark, noi skater eravamo abituati a skateare in strade e piazze, dove ogni ostacolo poteva diventare uno sport. Il nostro obiettivo è quello di non fermarci mai, infatti finito un progetto pensiamo subito a nuove modifiche da applicare allo skatepark.